Gli drega. Sto gioco, ora, cosa consisteva? Consisteva, il mazzo in tavola, completo il mazzo del 52, dove che si travisani, dove che si anche i scartini. Al di là di quello, stesso colore vale tutte e tre. E se no il dieselasso va per 11. Da 3 carte ora? Da tre carte. Stesso colore o come va per te? Se è il stesso colore, allora la binale no. Ad esempio i colori, se è lo stesso colore, il 3, alle 3, il 5, 5, 3, 8, ecco. Al di là di quello deve giocare sulla carta più alta ora. Ad esempio se 3 colori differenti, e allora gioca sulla carta più alta, il lasso va l'11, le figure vanno 10. Tutto il resto, il 2 va al 10, il lasso va l'11, il 2 va al 10, dopo tutte le altre va per 1. Ecco, ora, ma perché era tanto accaniti a giocare gli agrega? Perché stava preso a venire fuori ombre. È perché anche su una cosa, anche un solo scarto per fare la partita. E stava preso, o uno si sentiva forte, è una specie di scaccomato, cioè andava bene, e ha vinto la partita. Già con la mano sola? Con la mano sola, botta e risposta. Se vada vegna e allora uno si ritira, se invece non si riesce a canirsi, dopo che si è abbinati, due, e bersagliava, intendo dire, barato per uno, per due, barato, vada, vegna, sie, sette, e domandava secondo il rischio che faceva, secondo quello che poi si prendeva. Ma giocavi 1 contro 1 o? 1 contro 1, sino a 4 lo stesso, ma però 1-1, due avversari, ecco. Mai sempre testa a testa. Se eri 4 e si dava il giro, ad esempio a Minuaggi siamo due compagni e ora ci vediamo gli altri due compagni, ma sempre a testa. Cosa, quanti punti bisogna fare? Tutto dipendeva, si limitava a ore insomma lo sfida, ecco. Come a briscola fa 3, ad esempio 10, vada, vegna, 5, 4, 7, chi aumentava, che aveva più polso, e aumentava, convinto di vista, e ha visto, diceva, e dopo drio quei punti che altro. Io li ho visti giocare i Bartali? Sì, ho visti sì, ma anni che pure. Gilette la greca, cosa ha detto? Come è il nome giusto, cosa si dice? Gilette la greca, il gioco di dialetto, veneciani, padovani, si chiama gli agrega. Ma perché era tanto giocare a sti barcari, proprio sto gioco? No, barcari. Da tutti i tuoi, da Barufa. Mi hanno detto che era soprattutto i barcari che giocavano. No. Dappertutto? Dappertutto, in tutti i agrega. Magari quella dove si trova sui posti a Ponte Grandi, a Buran, o il Caivo, o Briscola in scie o in agrega. Ma in cosa consiste le regole principali? Mi dice come se il gioco la guardo. Pega un 3, un 4, un 7 e le carte da barato serio. Barato! E ti dici per quanti? Per 7. Per 27 gli dici. 9 parole. E che somiglia come a un gioco famoso per dire. Poker ti ricci il poker. Ti bleffi dal poker. Sarebbe basato sul bleffare anche questo? È bleffato. E sarebbe questa origine greca? Greca. E qua io greco, quando finisce la partita? Poi in 2 parole puoi finire subito. Sì. Va, 7, 30, adesso cura. Guarda la cura e che altro vale più la terza partita. Chi che vale più da vinto la partita? Io giocavo a Pigliare Briari una volta, qua sera dai 11 in poi, per salire. E mi arrivati i giochi, non scaldare, giocavo di regola, Dovevamo farci barcari, no barcari anche qui i cavalli e giocava partita partita. Mentre c'era e lui faceva fatta città.